Penalty, tutto il calcio di cui il calcio nero non parla mai, in diretta alle 19 sul canale 11 di Video Mediterraneo e anche sul canale 823 della piattaforma Sky. Siamo in diretta dal centro commerciale I Portali di San Giovanni La Punta a Catania. Abbiamo in un certo senso inaugurato per la seconda volta questa stagione. La prima parte, come tutti ben sanno, si è svolta nella sede storica della nostra emittente, ovvero quella di Modica. Volevo ringraziare ancora una volta i tecnici di Video Mediterraneo per quanto riguarda tutto l'allestimento tecnico. Un applauso va anche al nostro regista debuttante all'interno della nostra trasmissione, ovvero Guido Messina. Salutiamo, come ho detto poc'anzi, i nostri due tecnici del cuore che abbiamo imparato da amare, Salvo Militello e anche naturalmente Peppino Avolio. Mi rivolgo di nuovo al nostro Antonio perché adesso abbiamo due gironi importanti del campionato di promozione. Sono diciamo quei due gironi dove c'è molto pepe e molto di cui parlare oggi. Benissimo, mi piace questo molto pepe. Allora a questo punto parola alla Federica che ci dà i risultati del girone C del campionato di promozione. Non sono raffreddato, C sta per C, girone C, vai. Belvedere, città di Mascalucia, 4-0. Città di Catania, New Pozzallo, 2-0. Belpasso, Real Avola, 1-2. Pachino, Sporting Trecastagni, 0-2. Real Aci, Biancavilla, 0-1. Real Città di Paternò, Atletico Pedara, 3-1. Hanno riposato la Sant'Antonio e la Grana. La Grana ha riposato perché il San Gregorio Capuz Allora, si è fermato, esattamente, diciamo che oltre al calciomercato ci sono novità importanti in questo girone. Finalmente, oddio, diciamo le squadre che non hanno la stabilità economica non si debbono iscrivere. Renato qua mi darà tra poco conferma, però lo coinvolgerò. L'agonia del San Gregorio è finita. L'agonia del San Gregorio era già scritta abbondantemente secondo me prima che iniziasse il campionato e qui Renato me lo potrà di nuovo confermare. Per cui partiamo da un punto fondamentale, diciamolo chiaramente, se non ci sono delle stabilità economiche le persone che fungono da presidente non debbono prendere impegni, perché anche io potrei fare il presidente. Anche senza una linea, tanto bastano le parole. Concordo. La mia non è una cattiveria, ma è un dato di fatto. No, ma è giusto anche per la regolarità dei campionati, perché può capitare magari un imprevisto e magari da un imprevisto può nascere delle incomprensioni che possono, non dico falsare, ma poco ci manca un campionato. In questo campionato però c'è un nome su tutti, il Biancavilla. Il Biancavilla che sta facendo veramente bene, se mandiamo la classifica vediamo che è la squadra che vince e convince. Oggi ha vinto in un campo difficile che è quello di Acireale con Real Aci. Ha giocato sabato. Sì, hanno giocato sabato, anche mentre il Belpasso perde in casa una partita scoppiettante contro il Real Avola che torna alla vittoria 3-2. Veramente, è una squadra veramente che ha fatto veramente un bel gioco, ieri ha espresso un bel gioco, è stata una partita fantastica, una da quella da vedere, fino all'ultimo botta e risposta, e dopo questi passi falsi Real Avola veramente meritava questi punti. Sono d'accordo, voglio sentire un attimo i nostri ospiti, 30 secondi a testa per quanto riguarda questo girone C del campionato di promozione. Allora, intanto sul fatto San Gregorio, 30 secondi perché so che insomma io ti do... No, parli di un pezzo del mio cuore, ormai, lo so, ormai ti pungo. Ma Ma concordi in quello che ho detto? Io dico una cosa, nessun medico ha ordinato per terapia a nessuno di fare il presidente o il dirigente calcistico. Benissimo, okay. Per cui, siccome occorrono delle forze economiche non indifferenti, non impegniamoci prima. Allora, secondo me è da portare avanti la cultura dell'associazionismo, lo vedi ormai da un decennio, perché nessuno ha più le forze economiche da solo o in coppia per poter portare avanti la società. Però prima di imbarcarsi in un'avventura bisogna capire e sapere cosa occorre economicamente. E fino a dove può arrivare la risorsa economica. Ma soprattutto parlare con chiarezza a tutto l'ambiente tecnico, perché magari si può giocare oggi senza retribuzione, certo. Ma il problema è saperlo a priori, anche perché i ragazzi che vanno a fare dei sacrifici lo fanno tanto per passione, ma non gli si può chiedere anche di rimetterci la tassa. Non mi sembra il perché caso. Tanti non sono figli di papà, ma sono ragazzi lavoratori. Possibilmente per loro scelta lo vogliono fare, lo fanno. Però, ma allora almeno la società deve avere l'accortezza di avere economicamente le spalle coperte per la gestione. Stiamo bastonando il San Gregorio. No, mi dispiace, no, anche perché io sono stato artefice dell'ultimo campionato a costo zero che ha fatto Infatti. Senti, voglio sentire anche il parere dei nostri due ospiti. Marco, però questo Biancavilla è una squadra che secondo me già è quasi rodata per l'eccellenza, non dico un'eccellenza super, però un'eccellenza che potrebbe anche dire la sua. Che dici? No, la squadra è attrezzata benissimo su tutti i reparti. La vedi bene? Ha giocatori importanti di categoria e quindi la vedo più che bene. Il Belpasso non tiene il passo del Biancavilla, per cui a questo punto, poi con quest'altra vicenda del San Gregorio
Ho saputo che il Biancavilla ha tirato fuori altri 2 punti in più. Sì, certo, e quindi si è un po' allungata rispetto alla io seconda. dico perché la federazione non tutelarsi con la presentazione a monte del campionato di una sorta di garanzia. Bravo. Dico, lo fanno in Serie D, perché in proporzione non farlo anche per le altre Sono categorie? d'accordo, giusta la tua notazione. Omar, invece Sporting Trecastagni, insomma alti e bassi, così insomma non è che può sperare di andare nei playoff, anche sì. se adesso ha vinto per questa Lo so, domenica. però le squadre sono sempre ben attrezzate in questo girone di promozione e andare avanti non è facile. Purtroppo Biancavilla, noi abbiamo fatto una amichevole da poco con Sì? loro. La vedi più attrezzata, eh? La vedo ben attrezzata, bello. Va bene, proseguiamo, adesso poi parleremo anche con Modica perché il nostro Andrea Lovento è sicuramente super conoscitore del girone D. Guardiamo i risultati. Scusami insieme Ettore, a per Federico. concludere, Sì. perché è stato un avvicendamento in classifica, ovvero il Belvedere Città Giardino Chiaro, è passato al supera. secondo posto ed è una squadra che è una sorpresa di questo campionato, Chiaro. perché nessuno si aspettava questa cosa. E poi ultima... Grazie al fatto che il Belpasso ultimamente, Esattamente, insomma, ha perso ultima notizia che la New Pozzallo cambia guida tecnica. Sì. Adesso c'è Peppe Rosa e Simone Pitino che abbiamo avuto ospite un Sì, paio abbiamo di saputo giorni. tra l'altro che il direttore generale Iozia forse mi sa che ha lasciato. Sì. Sono Sì, voci. sì. Allora, velocissimamente i risultati del girone D e poi passiamo subito con Modica perché voglio sentire Andrea Lovento che conosce molto bene questo girone. A te Federica. Canicattì Atletico Gela 3-1. Licata Comiso 2-1. Macchitella Gela Aragona 2-3. Marina di Ragusa Atletico Caltanissetta 2-4. Ravanusa Casteltermini 2-0. Santa Croce Polisportiva Palma 4-0. Nissa Ragusa 1-0. Riposa la New Team Ragusa. Ancora una vittoria dunque della Nissa. Voglio sentire un attimo Modica, Andrea Lovento. Allora Andrea, è un girone che conferma sempre di più che il capoluogo di provincia nisseno probabilmente ha già fatto veramente il vuoto alle sue spalle. Sei d'accordo? Sì, Ettore, d'accordissimo, anche perché la Nizza oggi pareggiava 0-0 fino a circa 10 minuti dalla fine, ma in piena zona Nizza potremmo dire ormai ha ottenuto questa altra vittoria importante con il neoacquisto Scarantino e l'altro acquisto sempre per quanto riguarda la sessione invernale del calciomercato è stato Musumeci per la Nizza e dunque la formazione biancoscudata chiaramente ormai è quasi andata e vedremo un po' nel girone di ritorno, ma continuando così il campionato è suo. Certo, hai vicino a te il direttore che è contento perché un 4-0 fa sempre piacere e si affronteranno anche le quasi vacanze di Natale con più allegria. Direttore. Sì, c'è soddisfazione, una partita che ci voleva anche per lasciarci alle spalle ormai definitivamente un periodo difficile, una vittoria meritatissima, siamo contenti. Benissimo. Ettore, sì, dimmi. e per quanto riguarda il calciomercato bisogna dire che il Santa Croce ha acquistato Giuseppe Domicoli, ex Macchitella, ex come dire, ragazzo che doveva esplodere, ricordiamo tanti anni fa, purtroppo non è esploso, oggi è stato acquistato dal Santa Croce e Federico Bufalino, ex New Team. Beh, quindi insomma sta allestendo una squadra molto interessante. Antonio, subito per chiudere questo girone così lanciamo la pubblicità, saluteremo anche Omar Docula che ci lascia perché tra poco parleremo anche di calcio a 5. Beh, del Nissa non aggiungere niente, soltanto che Ragusa, che è una squadra quotata al campionato, purtroppo ha steccato, Sì. Licata però tiene il passo, squadra veramente importante, gioca, come abbiamo detto, gioca bene, è la squadra anche di sorpresa, rivelazione di questo campionato. Sorprende negativo invece Atletico Gela che dopo aver bloccato la Nissa perde oggi malamente contro il Canicattì. Va bene, l'Aragona si riprende pure, va bene, è un campionato anche questo in metà classifica molto equilibrata, ma in testa ormai Vedremo la Nissa cosa sta succederà, facendo ma 10 bene. punti sono tanti, 10 punti Sì, sono sì. notevoli. Allora, salutiamo Omar Docula. Lo ringraziamo per la sua bella presenza qui all'interno di Penalty. Ringrazio voi per Noi siamo amici del Catania San Pio, della Catania San Pio, crediamo in un progetto che è nato già da parecchi anni e che pian pianino forse con il passare degli anni può solamente
stabilizzarsi. Speriamo anche Sogno dei playoff, l'hai detto, di prendere un piccolo decollo. Allora, con la promessa che se nei playoff ci arrivate veramente, vieni tu qui, Vi prometto volentieri. Perfetto, benissimo, ok. Quindi salutiamo Omar Doppula, che è il capitano appunto del Catania San Pio X. Lanciamo la pubblicità perché tra poco parleremo di prima categoria e anche del calcio a 5, che tanto amano i fedelissimi di penalty. Sì, esatto Ettore, abbiamo un altro brevissimo stacco pubblicitario, mi raccomando, non cambiate canale, rimanete con Penalty. Rieccoci di nuovo insieme, adesso abbiamo la parte dedicata al campionato di prima categoria, allora mi avvicino al nostro avanti un altro, oh scusa Alessio Patti, no perché ormai ti chiamano tutti avanti un altro, quindi... Non è vero, però... Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti i nostri Oggi telespettatori. sono ovviamente contento perché qui abbiamo la possibilità di ricevere il presidente del Masca Lucia Calcio a 5, Nicola Caruso, che non contento, contentissimo perché quest'anno le cose sembrerebbero andare per il verso giusto. Buonasera Presidente. Buonasera. È contento? Finora sì. No, bisogna Finora essere sì, contenti perché finora penso sì, che sì. quest'anno sia forse la volta buona. Però Parliamone. parliamone, benissimo. Allora, parliamo subito di prima categoria perché poi dopo racconteremo il calcio a 5 come al solito insieme ad Alessio. Allora, calcio a 5, dopo prima il campionato di prima categoria e il girone A. Sì Ettore, perché c'è un cambio della guardia, lo Sciacca si ferma come possiamo vedere dalle immagini della classifica e dei risultati, lo Sciacca si ferma per 1-1 in casa dell'Atletico Ribera, ne approfittano il Cianciana e il Città di Giuliana che con le loro vittorie balzano al primo posto, ma attenzione perché insieme a Cianciana e Città di Giuliana ci potrebbe essere il 5 Torri Trapani che sta giocando in questi istanti e in caso di vittoria appaierebbe le altre due in vetta alla classifica, quindi grande equilibrio nel girone A come declamiamo da tanto tempo. Nel girone il Calatabbiano vince fuori casa a Sant'Alessio, il Bronte zoppica e a questo punto il Calatabbiano non dico che vola in classifica, però sta messo bene. Beh Ettore, quando poi i punti in classifica di vantaggio sulla seconda diventano 1, poi 2, poi 3, chiaramente aumentano anche le consapevolezze da parte della squadra che sta prima in classifica, il Calatabbiano vola nel campo del Sant'Alessio vincendo per 4-1, si prende la seconda piazza il Giardini Naxos che con un secco 3-0 liquida il Robur, zoppica come hai detto tu il Ciclope Bronte che cade nello scontro diretto in casa del Milo per 2-1, Milo che si prende la quarta piazza, quota 23 punti. Importante quindi ascesa della squadra vicino Zafferana. Girone F e poi tra l'altro abbiamo anche un servizio di Achille Techini su questo big match che ha visto la squadra di Indelicato trionfare e volare sempre di più al primo posto. Ettore, il D'Agata vola vincendo contro l'Augusta per 2-0 e gioisce doppiamente perché cade il Militello in Val di Catania, una sconfitta in trasferta che permette al D'Agata di volare a +7 sul secondo posto, quindi chiaramente la squadra di mister Indelicato può gioire doppiamente e con 30 punti 7 punti di vantaggio. 7 punti di vantaggio sono tanti, Sono tanti, arrivati alla fine del girone d'andata. Allora a questo punto guardiamoci il servizio di Achille Techini che ha visto insomma, la partita per noi, vittoria del D'Agata 2-0 contro questo Megara Augusta.
Grande spettacolo al Turati nella sfida tra D'Agata e Club Megara Augusta, valida per la 13ª giornata del campionato di prima categoria. A prevalere sono stati i rossoblù guidati da mister Pippo Indelicato, che si sono imposti per 2-0 grazie alla doppietta di Alessandro Indelicato. Ma andiamo alla cronaca della partita. All'8° Rosignoli ci prova con un destro insidioso, ma il portiere neroverde Passanisi c'è. Al 19° calcio di punizione per il D'Agata. Della battuta si incarica il solito Rosignoli che clamorosamente colpisce la traversa. Al 26° ancora D'Agata pericoloso. Su calcio di punizione ancora Rosignoli che sfiora il palo destro. Al 34° azione corale del D'Agata. Napoli mette in mezzo per Giuffrida che sfiora il gol del vantaggio. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con i padroni di casa che avrebbero meritato qualcosa in più. Al 47° l'Augusta si rende pericoloso. Al 49° arriva il gol del vantaggio del D'Agata grazie a un tiro improvviso di Alessandro Indelicato che va poi ad abbracciare i suoi. Il vantaggio meritato del D'Agata in una girata che merita di essere rivista. Al 67° è ancora il D'Agata a rendersi pericoloso, così da trovare il secondo gol. Al 77° ancora il D'Agata pericoloso, con lo scatenato Alessandro Indelicato che prova la girata in area di rigore. All'87° ancora il D'Agata pericoloso, con Indelicato che lancia Napoli, che dribbla un avversario e conclude così in porta. Al fischio finale esplode la gioia al Turati, con il D'Agata che con questa vittoria consolida il primato in classifica a una sola giornata dal termine del girone di andata, lasciando a -7 le inseguitrici. Una vittoria che consolida il vostro primato in classifica, una vittoria possiamo dire che arriva con una grande prova da parte dei suoi ragazzi, dato che nel primo tempo la partita è stata molto combattuta, ma nel secondo tempo il D'Agata ha cambiato completamente la faccia. Sì, questo è vero. Nel primo tempo comunque non dimentichiamo che abbiamo preso una bella traversa con Rosignoli. Diciamo che la partita è stata combattuta, ma l'avversario di conseguenza non ha fatto niente di particolare. Poi nel secondo tempo abbiamo messo una marcia in più, nel secondo tempo abbiamo creduto più nella vittoria, con 2 gol splendidi di Alessandro Indelicato la partita l'abbiamo fatto nostra. Giuseppe Benigno, capitano del D'Agata, oggi una vittoria sofferta e tu sei stato un po' il trascinatore in difesa, la roccia sulla mediana. Sì, infatti l'importante era questo. Abbiamo preparato la partita in maniera ottimale durante la settimana e oggi veramente è stata una prestazione ottima, direi. Soprattutto abbiamo consolidato la partita, la vittoria nel secondo tempo. Oggi, come hai detto tu, i ritmi erano elevati dal primo secondo, devo essere sincero. Magari nei primi 20 minuti c'era un pochettino di tensione in più, non riusciamo magari a girare bene il pallone, però poi una volta che il mister ci ha ripresi durante il primo tempo abbiamo capito insomma, che magari allargando sugli esterni potevamo creare qualche varco in più e ci siamo riusciti. Presidente, una vittoria sofferta, ma l'importante erano i 3 punti. Uno scontro diretto questo qua, con una squadra che è la favorita per tutti comunque. Cosa gli è piaciuto di più della sua squadra oggi? Il gol che ha fatto il mio attaccante è un gol da Serie A. Aiutiamo i ragazzi nel quartiere dove sono cresciuto, sono nato, anche se adesso mi sono allontanato un pochettino, però diamo un aiuto al quartiere. Una bella partita e una bella vittoria. Da lunedì 21 dicembre vi aspetto con un nuovo appuntamento del mattino, Coffee Time, tutto in un caffè. Da lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9, gustatevi il primo caffè della mattina con Video Mediterraneo. Coffee Time e la vostra giornata inizia con una marcia in più. Bisogna prendersi il caffè la mattina con Coffee Time, mi raccomando, da lunedì. Allora, ultimo girone, il girone il girone G dello Sporting Eubea che pareggia fuori casa 2-2, pareggia anche il Floridia e qui Ettore quindi la doppia gioia del calcio vittoria che rosicchia sempre più posizioni e punti in classifica. Come possiamo vedere dalla schermata delle immagini, della schermata dei risultati, della classifica, il calcio vittoria si trova a 21 punti a paia al
secondo posto il Floridia e i -10 della scorsa settimana diventano -8 dopo la bella vittoria in casa per 3-1 contro il Solarino, quindi non è da escludere, Ettore, un ritorno di fuoco del calcio vittoria, anche se questo Sporting Eubea è difficile da fermare. Allora, proprio su questo calcio vittoria che sembrerebbe ritornato in auge, voglio sentire Andrea Lovento da Modica. Andrea, credi che a questo punto questo calcio vittoria possa veramente rientrare nel giro, anche se i punti di distacco con lo Sporting Eubea sono tanti? Ma Ettore, diciamo che, come dicevi tu, 8 punti di distacco sono tanti, considerando che lo Sporting Eubea ha i 2 scontri diretti in casa, dunque con Floridia, e il Vittoria li giocherà all'Icodio Eubea. Chiaramente il Vittoria è con una squadra con il vento in poppa, quinta vittoria di fila, oggi una vittoria strepitosa, ricordiamo il gol di Rotondo e Cosentino e del neacquisto Cinnirella. Un Vittoria chiaramente che sarà lì ad approfittare di un eventuale passo falso dello Sporting Eubea. Un'ultima cosa, per quanto riguarda il calciomercato, il Vittoria stava trattando l'attaccante del Marina di Ragusa Robert Pecorari, ma in settimana si è accasato al Ragusa. Rimanendo sempre sul fronte calciomercato, c'è da segnalare l'acquisto del Pro Ragusa del giocatore Puma ex Santa Croce, e l'Atletico Scicli proprio in settimana ha acquistato Marco Lupo, Donato Rossino e Alex Occhipinti. Ti ringrazio Andrea, ci dobbiamo fermare, abbiamo l'ultimo spazio pubblicitario e poi solo ed unicamente calcio a 5, abbiamo il presidente del Mascalucia che insomma ha detto che dobbiamo tenere tutti, dico tutti, nell'ambiente i piedi per terra, e qui Alessio sorride perché forse non è d'accordo, perché la squadra c'è, c'è. Allora ci lanci la pubblicità, cara Federica? Certo Ettore, abbiamo un altro piccolo break pubblicitario, rimanete con Penalty. Fate un buon viaggio, venite da Aton Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Aton Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Aton Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Aton Viaggi, info 095 21 1440. Eccoci pronti per parlare di calcio a 5, solo C1 oggi perché ne abbiamo approfittato anche perché insomma abbiamo il presidente del Mascalucia. Sì Ettore, oggi in Serie C1 l'11ª giornata, una giornata bellissima perché metteva l'una contro l'altra le prime 4 della classe. Il Mascalucia ha fatto visita a Villasmundo, all'Asso Porto Melilli, espugnando il Pala Villasmundo per 6-4 con una prestazione eccellente. Altrettanto ha fatto la Regalbuto vincendo 2-1 nel campo della Maponat, la straordinaria rete che poi vedremo di Gaetano Campagna, il gol di Vito Leotta, a nulla è servita la rete di Andrea Di Trapani. Gioisce quindi di questo scontro, di questi 2 scontri diretti, lo United Capaci che vince per 7-4 nel campo del Marsala Futsal con una sestina di Marco Torcilia che sembra tornato a essere quello della nazionale. Al sesto posto si posiziona la Real Futsal che vince per 6-5 una gara difficilissima al Pala Santa Rosalia di Santa Croce Camerina contro il Camerina e quindi sale a quota 18 punti al sesto posto in classifica. Allora a questo punto ci vediamo il servizio della vittoria con le immagini del Regalbuto, della Mabonat Regalbuto. Perfetto, guardiamo il servizio. Grande spettacolo al Turati nella sfida tra D'Agata e Club Megara Augusta, valida per la... Adesso vediamo se la regia ci conferma che possiamo mandare il servizio, altrimenti la Regalbuto compie l'impresa.
O forse no, forse adesso sono le altre squadre del campionato di Serie C1 a compiere un miracolo nel fermare quella che è diventata una realtà forte e difficilmente battibile. La Regalbuto di mister Panicci spugna il Paleoreto di Palermo con un capolavoro tattico d'alta scuola contro un avversario di alto livello eccezionale nel gestire il possesso palla. Nella prima frazione regna l'equilibrio ed entrambe le squadre si rendono pericolose a più riprese. A sbloccare il punteggio ci pensa il solito Gaetano Campagna con un Eurogol e un destro secco sotto l'incrocio dei pali che zittiscono l'intero Palaoreto. La perla di Campagna manda tutti negli spogliatoi sull'1-0 e la Mabonatte reagisce bene allo svantaggio nella ripresa con un possesso palla ben fatto che però non riesce a pungere l'ottima difesa degli ospiti che arrivano su ogni spazio a chiudere le trame offensive neroverdi. I padroni di casa spingono sull'acceleratore e con il quinto uomo cercano di creare quanti più pericoli possibile, ma è la Regalbuto a trovare nuovamente la via del gol con il proprio portiere Vito Leotta che dai propri pali, complice l'errore di Tarantino, raddoppia il vantaggio. La rete del 2-0 non abbatte l'animo degli uomini di mister Antonio Gallo che trovano il gol della speranza con Andrea Di Trapani. Il momentaneo 2. Con Video Mediterraneo, Coffee Time e la vostra giornata inizia con una marcia in più. Allora Presidente, primi in classifica, è inutile che lei, o meglio tu perché ci siamo del tu, insomma ti nascondi, sei in testa con il Regalbuto che è una bellissima realtà, ma io credo che ci siano le basi a questo punto per questa benedetta Serie B e qua Renato mi conferma perché anche lui segue il calcio a 5, tu che ne pensi? Io penso di sì, il problema è uno, le basi c'erano già dall'anno scorso e come ben sapete poi Torcivia di cui parliamo era con noi, era con voi, sì. Ma nello stesso periodo dell'anno scorso eravamo primi e da soli e siamo stati campioni d'inverno. Poi la partenza di Torcivia, 4 infortuni di giocatori di prima fascia hanno relegato poi il Mascolocia in una posizione ben diversa e quindi da Presidente sto con i piedi per terra per tenere l'ambiente calmo e sereno, ma sicuramente le potenzialità della mia squadra sono notevoli. Ma potenzialità non soltanto tecniche, a questo punto devo pensare anche che ci siano delle potenzialità economiche, voi siete in un piccolo centro che insomma è un po' diviso anche con altri sport, il calcio a 11 su tutti, quindi come vi presentate eventualmente in un progetto di Serie B la prossima stagione, sperando anche di insomma, coinvolgere più aziende commerciali della zona oppure anche allargando il progetto? Con tutte e due cose. Noi abbiamo, è evidente che una società che fa del suo carnet soprattutto le sponsorizzazioni, noi abbiamo delle certezze, non sono sponsorizzazioni del momento e quindi le trattative che io faccio con gli sponsor più importanti, direi tutti sono importanti. Rispetto a tanti anni fa comunque penso che adesso il calcio a 5 sia un po' più facilmente vendibile come progetto sportivo. È sicuramente più conosciuto e poi il fatto che la piazza è importante e i risultati danno ragione insomma, alla società, perché ricordiamoci che noi siamo stati promossi 3 anni fa quando facciamo il famoso triplete. Quindi gli sponsor e le aziende che ci accompagnano... Siete venuti a penalty con la Coppa, è vero, con una e poi con le altre 2. Sì, è vero. Unica squadra imbattuta in Italia, è vero, 49 partite, 43 vittorie e 6 pareggi. Che vogliamo lanciare una sfida con il Regalbuto? Lo vogliamo fare attraverso insomma, gli schermi di penalty? Una sfida sportiva? Una sfida sportiva, no, vabbè, ma noi sappiamo che questa sarà una partita importante ma non decisiva, perché arriverà alla prima di ritorno, quindi la settimana prima andiamo a Capaci dove c'è un'altra partita importante. Io ritengo che il campionato si deciderà nelle ultime 4-5 partite, quindi fine marzo, aprile. È importante. Si lotterà fino alla fine. Anche perché il Mascalucia Ettore non è l'unico a vivere scontri diretti nella parte finale di campionato, la Regalbuto ne giocherà 3, anche l'Assoporto, quindi tutto il campionato si deciderà in quella fase. È vero. Io sono terribilmente in ritardo, devo chiudere, vedo che già Federica con una bella penaltina, quindi ci fa da cornice giusta, ha un manifesto di una bella iniziativa AIAC. Ne vogliamo parlare, Renato? Sì, brevemente ricordiamo a tutti gli allenatori associati, circa 160 nella provincia di Catania, che lunedì 21 alle 17:30 al Borghetto Europa di Piazza Europa a Catania, gentilmente concessaci dalla dottoressa Perrinzi, si darà l'assemblea annuale dei tecnici con la mia relazione anche economica e poi nella seconda parte avremo il piacere di premiare tecnici, arbitri, giornalisti, amici dell'AIAC, tutto diciamo ingresso gratuito, sottolineiamola questa cosa che è importante. In una serata per dare anche motivazione ed input per... Abbiamo qualche novità per l'AIAC per la prossima stagione? Novità, siamo stati a Coverciano, una delegazione siciliana proprio giorno 1
e c'è una... La dottoressa Laura anche. Sì, e c'è una rivisitazione del nuovo, diciamo, statuto, perché tu sai benissimo che a giugno dell'anno prossimo siamo tutti in scadenza, Sì. tutti i vertici, diciamo, federali, per cui si deve procedere al rinnovo delle elezioni sia presidenziali sia di consiglio direttivo, e aspettiamo queste nuove normative. Speriamo bene allora. Per capire cosa dovremmo fare da grandi. Ma l'AIAC è dura a morire. Io devo congedarmi, lo faccio intanto con Marco, a cui auguro un bocca al lupo, perché Marco dovete insomma sapere che lo scorso anno per poco non è entrato nelle nomination del Penalty Awards e lui un po' ci è rimasto. Ma io dicevo sempre, Marco credo che abbia le qualità non per partecipare soltanto nelle nomination, ma di vincerle, e quest'anno stai dimostrando, secondo me, di avere grande chance, quindi un bocca al lupo, e che comunque credo che sia la strada giusta quella che stai facendo. Non lo so, io quello che faccio giornalmente lo faccio sicuramente con l'ambizione, perché sono sacrifici rispetto alle proprie attività, perché naturalmente il calcio però non può essere assolutamente quella la primaria attività, per cui sono sacrifici, ma lo faccio con grande voglia, passione e sicuramente anche con ambizione. Poi se arriva qualcosa bene, se non arriva fa niente. Benissimo, grazie a Marco Coppa. Presidente, l'invito per la prossima stagione è rinnovato già da adesso, perché vorrei fare un incontro verbale, in questo caso perché il nostro studio non è un campo, con un altro dirigente magari della Regal Boot, e perché no, ci mettiamo anche la Mabonat, che dice? In modo che così possiamo parlare di calcio a 5 sempre di più. Grazie al Presidente Grazie a te per l'invito. Caruso, e grazie a Renato Marletta, Grazie a voi per la grazie per il tuo ritorno al nostro secondo debutto ufficiale presso la sede dei Portali. Grazie ancora a Renato Marletta. Allora mi dirigo da questa parte, saluto anche ad Alessio Patti, vittima sempre della nostra restrizione nei tempi. Vabbè, va bene, poco importa, anche perché sta per crescere un progetto anche proprio sul penalty. Vedo che sei quasi già inquadrata, ti saluto pure a te allora, carissima Federica. Grazie Ettore, io saluto te, i nostri ospiti e ovviamente i nostri telespettatori. Ti ringrazio. Io mi congedo da voi, però prima di farlo devo come al solito ringraziare intanto il nostro Andrea Lovento con il direttore generale del Santa Croce Claudio Agnello da Modica. Grazie per essere stati con noi, speriamo magari di rivedervi prestissimo con più contatto. Grazie Andrea, grazie al presidente, al direttore del Santa Croce, e saluto anche la regia di Modica, guidata come al solito dal quartetto che ci accompagna ormai da tanto tempo, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. Volevo anche ringraziare ancora una volta la squadra tecnica, invece Peppina Voglio, Salvo Militello. Ringraziamo anche Sicra con la figura di Achille Teghini, Alessandro Fragalà, Lucy Gullotte. Ringrazio anche Calcedonio Iacuzzo, nonché anche Emanuele Cagliotti e naturalmente Imprinting Movie di Francesco Carabino. Vi saluto, ma non prima di salutare con grazie particolare anche al nostro regista di Catania, Guido Messina. Ci vedremo la prossima settimana, quasi in vigilia natalizia, per un'altra puntata di Penalty. Tutto il calcio, di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci a tutti.